L'assestamento del bilancio dell'esercizio in corso e dei 2 esercizi successivi rappresenta l'ultimo atto economico e finanziario del 2020 della Regione del Veneto. Le condizioni di incertezza generale e più nello specifico la proroga a ottobre della scadenza della legislatura precedente non hanno consentito di rispettare il termine normativo per l'approvazione di questo atto. E dunque ci ritroviamo ad affrontare questo importante passaggio nel momento in cui manca poco più di un mese alla fine dell'anno e sostanzialmente in contemporanea alla sessione di bilancio di previsioni. Questi elementi, a nostro giudizio, avrebbero dovuto essere tenuti in considerazione nella redazione del progetto di assestamento. Invece, e cercherò di spiegare il perché, a nostro giudizio per l'assestamento 2022 questo non è avvenuto. Naturalmente il documento è in linea con i principi contabili, la normativa vigente, assicura l'equilibrio finanziario, apporta le necessarie variazioni sulla base della consistenza dei dati dei consuntivi del 2019, come ben ha illustrato il Presidente Sandonà. Per quanto invece riguarda i punti principali sotto il profilo economico e finanziario, mi limiterò a citare quelli a nostro giudizio più significativi. Il primo è la questione del debito autorizzato e non contratto. È vero, continua la progressiva riduzione del disavanzo relativo ad investimenti effettuati dal 2002 al 2015, la cui copertura era garantita con il ricorso al debito mai effettivamente contratto. Nel 2014 ammontava a quasi 2 miliardi e oggi è arrivato a qualche centinaio di migliaia di euro. È certamente positivo, lo voglio sottolineare, il fatto che l'indicatore del DANC scenda progressivamente e quindi l'impegno costante nella sua riduzione va riconosciuto. È meno positivo il meccanismo di rientro dal debito previsto, quantomeno per la difficoltà connessa alla possibilità di programmare nel lungo periodo l'attività di rientro, cioè noi stiamo pagando con della liquidità che potremmo avere a disposizione un debito che risale ad anni precedenti. Con questo assestamento riduciamo il DANC di 225 milioni, a cui ovviamente corrisponde la riduzione del ricorso al debito. Ma al netto di queste, considerazioni generali, io credo che l'elemento più rilevante sotto il profilo economico di questo intervento deriva dall'iniziativa del Governo contenuta nel decreto legge 34 del maggio 2020 e delle conseguenti e coerenti deliberazioni di Giunta. All'articolo 11, infatti, del decreto del Governo si prevede che, al fine di concorrere ad assicurare alle Regioni le risorse necessarie per l'espletamento delle proprie funzioni, in conseguenza della possibile perdita di entrate connesse all'emergenza Covid, in particolare in relazione alla sospensione dei pagamenti di atti di accertamento fiscale e tributario, è istituito un fondo di 1,5 miliardi a favore delle Regioni, con l'impegno peraltro di verificare a consultivo la congruità di questo stanziamento ed eventuali necessarie integrazioni. In conseguenza a questa determinazione statale, dunque, viene recepito nel bilancio regionale il primo stanziamento relativo a questo fondo regionale, che a sua volta era collegata alla decisione nazionale di sospendere le attività di notifica e di accertamento ai contribuenti italiani. Questi due fatti insieme producono i 3 eventi rilevanti ai fini dell'assestamento. In primo luogo viene registrata una riduzione delle entrate correnti correlata alle disposizioni nazionali e regionali che sospendono le notifiche degli atti di controllo e di accertamento, in riferimento in particolare alla tassa automobilistica regionale. La seconda cosa è che si registra ovviamente l'aumento delle entrate correnti per i trasferimenti statali e infine la posta più significativa: si riduce sensibilmente il fondo crediti dubbia esigibilità, che passa da 177 milioni a 15 milioni. Sono sostanzialmente queste 3 le operazioni, a cui si aggiungono alcune risorse provenienti da alienazioni e da infrastrutture venete, a costruire le disponibilità economiche pari a circa 29 milioni dell'assestamento del 2020. Lo preciso perché
Nello sfogliare le 3 slide preparate dalla Giunta per illustrare questo provvedimento si fa riferimento ad una cifra maggiore, 36,4 milioni, senza però specificare che oltre 8 milioni di questi 36,4 si riferiscono al 2021 e al 2022. Quindi, volendo provare a stare col ragionamento su ciò che accade in quest'ultimo mese e mezzo, dobbiamo, a mio giudizio, avere in mente questa cifra, cioè 29 milioni e non i 36,4. Allora partiamo da questi 29 milioni. Naturalmente tutti gli interventi proposti sono sulla carta condivisibili. Manutenzioni straordinarie, borse di studio, aiuti alla cultura, la promozione turistica, interventi infrastrutturali, bonifiche, politiche sanitarie, sociali. Come si fa a dire di no? Naturalmente qualche intervento è più convincente, altri meno sul punto, poi torno forse anche perché ci sono stati forniti meno elementi durante le commissioni, ma in generale è evidente che la possibilità di poter disporre di risorse nuove è sempre un'occasione importante. Cercherò dunque di entrare nel merito solo di quegli interventi che generano qualche perplessità in più e cercherò di spiegare le ragioni di questa perplessità. Primo, gli interventi sulla cultura. Sono stanziati 250.000 euro per la missione 5. 200.000 euro sono interventi per il sistema del cinema, ci avete detto. Nello specifico ci avete riportato di sostegni alle sale cinematografiche. Ora sul punto si aprono diversi problemi. Il primo più tecnico. Non mi risulta che la legge 25 del 2009, quella che avete richiamato come fonte per il finanziamento, preveda la possibilità di erogare contributi diretti a fondo perduto. Il secondo, legato alla quantificazione, perché la quantità di sale è tale da far apparire lo stanziamento realmente sottodimensionato, qualora l'obiettivo sia fornire un contributo economico serio ad ogni sala cinematografica. E infine l'aspetto che riguarda questa posta, ma anche altre, e cioè il tema della tempistica, perché è difficile immaginare un intervento serio, a prescindere dalla quantificazione, senza avere ad oggi, perché non mi risulta che la abbiate, almeno questo ci avete detto in Commissione, un'idea sui criteri per l'assegnazione di questi contributi. E il mese che abbiamo di fronte, poco più, ci sembra davvero poco per inventarsi qualcosa. Secondo, il tema delle Olimpiadi. E non ci sfugge l'importanza dell'appuntamento e neppure le difficoltà che incontreremo nell'organizzare questo evento in conseguenza della pandemia. Ma l'impressione che si ha leggendo in combinato questo assestamento e la manovra di bilancio di previsione in arrivo è che siano appostate in questo capitolo tutte le risorse che avanzano, perché tanto sappiamo che ce ne sarà bisogno, senza concentrarsi su spendere le risorse dove oggi serve. Terzo punto, il turismo. Anche in questo caso siamo di fronte ad uno stanziamento importante, 1 milione di euro, e anche in questo caso, sebbene non ci sfugga l'importanza del comparto e la gravità della crisi che sta attraversando, ci sembra che la destinazione indicata non sia assolutamente adatta per questo tipo di contesto. Inserzioni sui giornali, pubblicità su radio e TV, sponsorizzazioni social con gli influencer sono utili, forse, ma se programmati per tempo e costruiti attorno ad un messaggio chiaro rispetto all'offerta turistica, cosa che mi pare complicato realizzare non solo in un mese, ma anche in un momento in cui non sappiamo se la stagione sciistica invernale partirà. Quindi che messaggio promozionale vogliamo dare rispetto alla stagione turistica invernale? Questo 1 milione di euro lo usiamo per dire venite a sciare che gli impianti sono aperti o no, se non lo sappiamo? Peraltro questo tipo di attività dovrebbe essere costruita avendo davanti il tempo per pianificare. Al 27 novembre mi sembra difficile farlo con serietà. E allora anche qui mi sembra di avere di fronte un contenitore elastico da riempire,
trasferendo poi magari le risorse a soggetti esterni, torniamo al punto del consolidato di prima, no? Il 1 milione per la promozione lo giro a Veneto Sviluppo, poi chissà veramente come e quando viene utilizzato. E infine ci sono tutti gli interventi di rito di fine anno per la parte corrente, con la gestione dei parchi, le manutenzioni delle rete viarie ordinarie con Veneto Strade, le risorse per la protezione civile, le scuole paritarie, la sanità, i LEA, e poi le spese in conto capitale, le manutenzioni straordinarie delle strade, le bonifiche, cose talmente di rito, appunto, che sostanzialmente sono andata per curiosità a guardare, ripercorrono gli interventi finanziari che avete finanziato con l'assestamento del 2019. Cose ordinarie, legittime, necessarie, ordinarie, un po' a pioggia, che a mio giudizio appaiono assolutamente fuori sincrono rispetto alla fase che stiamo vivendo. A maggior ragione di fronte ad una manovra, ho cercato di spiegarlo all'inizio, che recepisce risorse esclusivamente attraverso interventi economici e finanziari legati all'emergenza Covid. Perché se non ci fosse stata la riduzione del fondo crediti dubbia esigibilità, che è una riduzione finanziaria, noi non saremmo in grado oggi di avere le risorse per fare questo assestamento. E io penso invece, al contrario, che proprio nel momento di massima tensione per l'impatto della pandemia sulla salute e sull'economia per i cittadini e per le imprese, l'adeguatezza e la tempestività delle risposte può e deve fare la differenza. E dunque questa manovra di assestamento, in questo novembre inoltrato, in piena pandemia, non è un assestamento qualunque e non può essere costruita con i criteri, i metodi e le abitudini con cui normalmente vengono costruite le manovre di assestamento. Oggi e ora non possiamo permetterci la solita lista della spesa divisa per assessorati, per quote, per pesi, divisa per consuetudine, divisa per routine. E allora con questi 29 milioni dobbiamo partire non da come li dividiamo tra i vari assessorati, ma da cosa serve ai cittadini Veneto in questi finale di anno drammatico. Questa è la domanda a cui avremmo dovuto poter rispondere con questa manovra di assestamento. Prima di tutto sanità e io aggiungo persone, perché malgrado gli sforzi organizzativi e logistici di questi anni, la pandemia ci riconsegna un panorama di difficoltà che non pensavamo neanche probabilmente di avere, a partire dalla medicina territoriale di base, la sua capacità di reazione, il personale sanitario, un sistema che funzionava è messo in crisi in questo momento. E poi mi verrebbe da dire il secondo grande tema, il lavoro, anzi i lavori. L'emergenza ha amplificato le diseguaglianze esistenti nel mondo del lavoro, scavando, accentuando il solco tra chi è più e chi è meno protette. Le diseguaglianze tra chi ha un contratto stabile e no, tra i lavoratori pubblici e i lavoratori privati, fra i lavoratori maschi e le lavoratrici femmine, tra chi ha un contratto di lavoro dipendente e chi un lavoro autonomo. Ecco dunque, secondo me, questa manovra non avviene nell'ordinaria, ma si colloca dentro una crisi di persistente, preoccupante, crescente emergenza sanitaria che ha evidenti e pesanti risvolti sulla vita economica e sociale delle persone. E quindi c'è la necessità di una risposta sanitaria, e su questo stiamo lavorando, ma c'è anche un'urgenza di risposte sul piano economico e sociale, affinché ad una pandemia, quella della salute dei cittadini, non si sommi un'altra pandemia, quella delle diseguaglianze e della povertà. Quindi noi pensiamo che questa manovra avrebbe dovuto essere disegnata in maniera completamente diversa. Occorrono interventi di sostegno alle categorie economiche più danneggiate dalla crisi e interventi di sostegno alle categorie sociali più danneggiate nella loro fragilità. E allora, se anche è legittimo forse avere opinioni differenti
circa le misure più idonee da assumere, non è concepibile ignorare la portata dell'emergenza e delle necessità che abbiamo davanti, soprattutto in una fase in cui è decisivo non solo il quanto e il come, ma anche il tempo che impiegano le risorse ad arrivare, perché mai come oggi il fattore tempo conta esattamente tanto quanto il valore economico. E io penso che la fase in cui la Regione si limiti ad indicare i problemi al Governo e a sperare che il Governo ci dia le soluzioni è una fase che deve finire. Abbiamo 30 milioni di euro, abbiamo un mese di tempo davanti, a nostro giudizio avrebbero dovuto essere impiegati con questo tipo di finalità. Questo tipo di manovra ci saremmo aspettati in questo fine d'anno, una manovra in grado davvero di destinare le risorse libere alle vere emergenze, quelle che non hanno più tempo, quelle che si fondano sulle preoccupazioni e sulle angosce, quelle che servono semplicemente davvero ai veneti. E invece purtroppo non è così. Non ci sono ristori straordinari per le imprese, non ci sono contributi per commercianti e terziario, non ci sono sovvenzioni per gli operatori turistici, non ci sono i sostegni aggiuntivi per i lavoratori. Vado a concludere. Ecco, Presidente, io credo che questo sia il tema vero. Un assestamento di bilancio in cui ci sono gli assessori e le loro quote, ma non ci sono i veneti. Un assestamento di bilancio in cui ci sono gli equilibri finanziari, ma non ci sono, a nostro giudizio, le preoccupazioni vere delle persone.